Il 10 novembre prossimo avrebbe compiuto 92 anni. Ennio Morricone, maestro indiscusso della musica e in particolare delle colonne sonore, si è spento a Roma dopo le conseguenze di una caduta in casa. Il direttore d'orchestra e compositore Morricone amava molto il Veneto, dove aveva tenuto concerti memorabili, l'ultimo dei quali il 18 maggio 2019 all'Arena di Verona, sotto una pioggia scrosciante 2 ore e mezza di durata, in cui un estasiato pubblico lo aveva seguito con ossequioso, quasi rigoroso silenzio. Furono Mission e Nuovo Cinema Paradiso a chiudere quel memorabile momento, soltanto 2 della sterminata serie di titoli cinematografici che hanno segnato l'esistenza di tanti di noi. Come non ricordare C'era una volta il West, Il buono, il brutto e il cattivo, Giù la testa, tutti western, C'era una volta in America, Gli intoccabili, fino al penultimo film di Quentin Tarantino, per la cui partitura ha vinto un Oscar, e ad una incredibile molteplicità di pellicole a cui proprio il tocco musicale morriconiano sapeva conferire una magia davvero irripetibile. In una intervista rilasciata a Verona, il maestro diceva: «All'Arena mi emoziono ogni volta. C'è un momento in cui sento particolarmente la vicinanza del pubblico, tutto attorno a me, che mi provoca un nodo alla gola. È una sensazione intensissima». Questo discreto, grande uomo di musica, assai severo con se stesso e con coloro che dirigeva, amatissimo da un grande artista come Clint Eastwood, che alla consegna del secondo Oscar ricevuto nel 2016, il primo nel 2007 era stata una statuetta onoraria alla carriera, aveva tradotto in inglese il suo discorso di ringraziamento, è stato l'unico musicista finora ad aver ricevuto il Leone d'Oro alla carriera a Venezia, oltre ad essersi aggiudicato 11 nastri d'argento e 10 Davide di Donatello, più Golden Globe e European Film Awards, nonché 70 milioni di dischi venduti. Di Morricone, un illustre rappresentante del mondo dello spettacolo ha detto che era cervello, una matita ed un pezzo di carta, un piccolo seme che ha partorito alcune tra le più meravigliose creature artistiche del XX e di questa prima parte del XXI secolo.